grandine così era da parecchi anni che non si vedeva e qui in centro città non era mai successo. Splende il sole oggi a Vittorio Veneto, come se il violento nubifragio che si è scatenato ieri mattina non ci fosse mai stato. Ma probabilmente più di tante parole a raccontare quei 15 minuti di inferno bastano le immagini dei segni lasciati dalla grandine su quest'auto o sulla copertura di questa fabbrica. Il controsoffitto bucato da enormi chicchi di grandine. Proiettili venivano giù. Ho misurato una palla da 15 cm e mezzo per 12,5. Ieri mattina stavo lavorando, avevo paura di stare qui dentro, perché uscivano proiettili, come lei vede, tutto il controsoffitto è tutto puntellato, entrava dentro la grandine e veniva giù. Ho appena fatto i calcoli che su tutte le vetrate, che sono 132 vetri, adesso metterli tutti in plexiglass andremo a fare una spesa di 10.000 euro solo di vetri. Solo di materiale. Anche stamani i vigili del fuoco al lavoro in diverse zone per tegole pericolanti e coperture di tetti danneggiate. Stiamo verificando con i vigili del fuoco perché qualora ci fossero dei coppi fronte strada pericolanti dovrebbero toglierli. Lunotti delle auto andate in frantumi, lucernai disintegrati, finestre colpite dalla furia della grandinata, della terribile mattinata di ieri. Ora resta la conta dei danni. Non ero in casa per fortuna perché ho un buco proprio che sembra che abbiano sparato nella finestra. Qui a mia mamma ha spaccato il lucernario che era dall'altra parte, è entrata acqua nella soffitta.